Schiacciato. Giulio! Ah, Giulio! Giulio! Giulio? Ciao Giulio! Ciao! Adesso devo dire ciao. Aspetta, calmo su. Giulio, ora non lo so, tu hai un po' detto in giro che volevi lasciare la direzione artistica di Concambias. Sì, lo sappiamo che sarei sempre tra di noi, eccetera, però diciamo che abbiamo posto questa domanda alle persone che ci hanno rilasciato un'intervista. Abbiamo detto tutti di dare un saluto, un ringraziamento, un rimprovero, una qualsiasi cosa detta a te e sul fatto che tu l'anno prossimo non sarai più il direttore artistico di Concambias. Questo è quello che abbiamo raccolto, integrale, non abbiamo fatto nessuna variazione. Beccatelo direttamente. Ciao Giulio, ciao. Ci vediamo l'anno prossimo. Michele, Roberta, Bebbo, ciao. Giulio, guarda che ci hanno scoperto. Sì, Balordo, Bebbo è questo gruppo qui. Ora sono andato lì a bersi una birra, ma penso che l'abbiamo capita che è una coglionata questa cosa qui. Cioè che è un gioco che abbiamo fatto, no? Per cercare di spremere come meloni questa gente qui. Perché l'obiettivo continua a essere quello, no? Tirare su quanti più soldi possibili da questa gente qui. E il piano però rischia di fallire, perché questa cosa che tu ora ti liberi della direzione artistica, secondo me qualcuno non sarebbe... Stanno arrivando. Ciao Giulio, spera Giusanno. Giulio Landis, noi non ci conosciamo, ma da quello che mi hanno detto tu qui sei come l'Enel. Senza di te Concambias perderebbe la luce. Rimane. Giulio, sei un grande. O Giulio, o Landis, perché ci fai questo scherzo? Noi siamo con Concambias e siamo con Giulio. Torna con noi. Giulio, basta. Stai arroci, Giulio. Cosa ti sta vita? Vai in pensione. Ciao Giulio, so che passerai la mano, mi trovi pienamente d'accordo. Ogni tanto, dopo aver organizzato questa grandissima cosa, puoi stare in disparte sperando di lasciarlo in buone mani, magari sarà Giovanni. Grazie per tutto quel che fate in questi anni. Ciao. Si cambia direttore artistico. Era ora. Cazzo, spero che continui perché gente così non se ne trova tanto. Giulio. Salva lì. Via. Ciao Giulio, carissimo. Grazie di tutto, della tua bontà, della tua collaborazione, dell'inserimento che hai in paese così per poter comunque anche attirare noi, altrimenti facciamo le casalinghe a tutti gli effetti. Giulio, rimani con noi, hai fatto tanto per il paese. Giulio, sei grande, ritorna, non lasciarci! La scelta è presa, però di non lasciare il testimone perché questo è un momento in cui abbiamo veramente bisogno di te, dei tuoi superpoteri. Grazie a Giulio e per questa manifestazione Concambias che lui prepara ogni anno con grande amore. Grazie. Giulio, c'è tra secondo, che cosa dirà? L'anno prossimo promettimi che collaborerai. Ciao Monica. Rita di Bottunai, quando ci avevi chiesto per la prima edizione di suonare avevo abbarrosato perché sono così e non avevamo voluto suonare e tu non mi hai pregato così, sicché chi ne se devo pregare a tu si che fai su che sei fadetti, fai quello che ti senti e grazie per quello che hai fatto fino adesso. Giulio, non farmi il bucio, ti prego, Giulio! Giulio, che cosa farò senza la tua testa pelata che luccica sotto i riflettori? Ripensaci! Carissimo, devo dire che i riflessi sopra la tua crava sono incredibilmente abbaglianti. Non mollare, voglio che ci sia sempre tu. Ciao da Mimo Ballicca. Giulio, cambia senza di te non sarà la stessa cosa, se ci sarà ancora. Grazie per tutto quello che hai fatto, grazie di averci coinvolti in questa bellissima esperienza. Speriamo bene. Oh Giulio, non ci credo, un attimo non molla. Giulio, sei stato fantastico per i due, questo terzo anno che ti conosco
È una pena che lo lasci, perché comunque sei diventato un'istituzione, ma l'anno prossimo sicuramente ci vediamo un'altra volta. Se ti posso aiutare in qualche cosa, chiama. Giulio, non ti posso dire, a parte che sei bellissimo, una persona estremamente interessante, è stato veramente bello conoscerti. Giulio, ti ho conosciuto solo quest'anno, grazie. Torna anche l'anno prossimo. Segui e fai un cambio anche i prossimi anni. Che cazzo fai? Non mollare, insisti. Giulio, ti dedico una canzone. Alleluia, alleluia. Vabbè, Giù, ti ringrazio tanto. E poi niente, comunque smetti di essere l'uomo dell'ultimo minuto perché veramente non gli esaufa. Ciao Giulio! Allora io mi auguro che continui a fregarsene di tutto quello che dice la gente, perché è solo gelosia e invidia. E un'altra cosa importante, a Ragodadini devi comprare su Garruccio. Giulio, non mollare, non ti concambias con nessuno. Uè, ho Giulio Landes. Tutto a posto? Oh Giulio, stai attento ai ragazzi dello sci la prossima volta che siano più veloci. Ciao Giulio, sì che fai su che sei buono a fare? Prenderò io il suo posto. No, ti voglio dire, quando sono in ferie, io non devo scocciarmi. E spesso lui mi cerca, per lui sono un punto di riferimento, però si riferisce troppo volte a me. Quindi vorrei dire a Giulio, lasciami in pace qualche volta. Scherzosamente sto dicendo. Ciao Giulio, grazie di tutto. È stato bello averti tra noi, però guarda, ormai sei passato. Giulio, ma ti stai pensando? Ma ti stai narrando che non ci sei tu? E non ci sei Deo, non c'è cudaggi noi, non c'è nessuno, tu non ti devi andare. Farai la metà di quello che hai fatto fino adesso, però assolutamente non te ne devi andare. Se te ne vai tu, me ne vado anch'io, va bene? Giulio, hai dato tanto, però io ho un paio d'anni più di te, guarda, io continuerei. Giulio, non mollisti, potrei tutto con tu. Speravo. Abbiamo saputo Giulio che ci lasci e ci dispiace, però se la tua decisione è quella giusta per te, tu devi fare quello che ritieni giusto. Noi siamo dispiaciuti per questa scelta. Cambias non sarà più il la stessa cosa, ovviamente. A Giulio Landis e il suo grosso impegno che in questi anni si è preso. Con Giulio ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo recitato insieme e quindi l'augurio è che, non so se sia giusto la scelta che ha fatto, per me c'ha l'età di poter continuare ancora, però se lui decide che rinuncia, buona fortuna al prossimo impegno che ti prenderai nel teatro, chiaramente. Dai, io Giulio, dopo tanti anni, noi avrebbe la sorte di cambiare, usare E adesso ora pure, Tanase. Giulio, ti raccomando, non andartene via, perché se vai via a te mancherebbe tanto. Ti ringrazio di tutto quello che hai fatto. Continua così, che ci aiuti a vivere. Grazie Giulio. Ciao Giulio, mi ricordo quando lavoravi in biblioteca, ci avevamo tutti qualche anno in meno ed eri bravo anche come bibliotecario. Magari un giorno quando sei più anziano e non ti dai più gana di fare questa cosa, ci rivediamo in biblioteca. Un bacione. Va bene, ciao Giulio, sei bellissimo, però nella prossima vita fatti ricrescere i capelli. Caro Giulio, io credo che tu non possa lasciare la direzione artistica di Concambias perché non te lo puoi permettere, perché non è una libertà che ti puoi prendere, perché la direzione artistica di un festival, e io la faccio nel mio, è un insieme è una capacità di sintesi che è molto difficile da rinnovare, per cui credo che se tu ami questo festival troverai il modo di continuare a farlo. Oh Giulio, mi hai detto di tornare l'anno prossimo e tu non ci sei.
Giulio, non ci provvisi, stai dove sei. Spesarini, lascia spazio agli altri. No, non è vero. Vai forte, comunque se hai voglia di mollare vuol dire che è utile così. Ciao. Giulio, io ti consiglio di passare al 4-4-2 perché è conforme al modulo tattico tecnico della formazione. Giulio, sono d'accordo con te che probabilmente la prossima estate ci verremo sicuramente a giocare a bocce in via Risorgimento e a berci un caffè al bar. Ciao Giulio. Giulio, non mollare, continua perché per noi sei stato sempre una carissima persona. Ciao Giulio e grazie. Caro Giulio, io ti ringrazio tanto di averci invitato a partecipare a questa manifestazione e mi auguro di cuore che anche l'anno prossimo saremo presenti e magari fai qualcosina di più perché quest'anno siamo stati presi un po' alla sprovvista e ti ringrazio infinitamente a nome mio come trapiantata e a nome di tutti i trapiantati dell'associazione Prometeo. Grazie Giulio! Giulio, mi dispiace, vi è sfaticato qualcosa, no? Che non è la tua muro, non cittadinario. Giulio, sono 7 anni che ti sto dicendo di non fare più il direttore artistico perché con Cambias, come vedi, non ha funzionato. Ciao Giulio, hai fatto un bel lavoro, ma come dice il nome con Cambias bisogna cambiare e quindi penso che dal bene si passerà al meglio. Oh Giulio, dai rimani che ci stiamo divertendo, non fare cazzate. Senti Giulio, se stai lasciando perché devi andare a farti un trapianto di capelli ti capisco, se no non ti capisco proprio. Vai. Ciao Giulio, con Cambias è magia anche e soprattutto grazie a te e alle tue idee. L'anno prossimo sarà sempre magia, ma mancherà una stellina. Speriamo che ci sia lo stesso, vero Giulio? Allora Giulio, ho saputo che ci abbandoni. Avrei finito di romperci le palle, addolorato, ti salutiamo, tanto cosa ci rimane da fare? Giulio, non lasciarci, ti prego. Senza di te con Cambias non sarà più la stessa. Giulio, que eres demasiado grande para dejar el Kun Cambias. ¿A quién se lo vas a dejar? ¿Para que lo haga otro? Hazlo tú que lo haces demasiado bien. Giulio, ti prego, rimani perché non potrò mai più organizzare le ferie se tu non ci sarai più per Kun Cambias. Giulio, sei stato bravo e hai organizzato benissimo tutta questa manifestazione di Kun Cambias, però guarda, ti dico una cosa, se arriva un'altra persona come te o il migliore 20 anni mi fa piacere. Giulio, tu hai una cosa che ha pensato di 2 anni su questa, forse c'è stata un'accelerazione perché è troppo veloce, però spero che dopo che andas in Svizzera a spendere su di noi che si guadagnano con Cambias, spero che dovresti mancare povero e dovresti cominciare a fare con Cambias. Ciao Giulio, allora, devo ti auguro di seguire sempre a Diaici, perché sei una persona meravigliosa, sei bravo, sei di ogni cosa e quindi devo ti auguro che tu sia andai innanzi con questo bello spirito che dai di organizzare tutte queste cose, di nuovo con tutto su loro. No, ascolta, mi suggerisci? Ma sei di quelli che lo suggeriva a scuola? No, io suggerivo sempre a scuola. Allora Giulio, io e Robby. No Giulia, io ho deciso, ti sostituisco io. Ecco, tanta scelta. abbiamo trovato la tua sostituzione. Giulio Lapis è un personaggio perché ha tutti i suoi impegni per collaborare con Cambias, è il pratico protagonista di questa manifestazione. Ok, grazie Giulio. Oh Giulio, è tutto gusto mi vai contento, esce poeta. Giulio, tu sei grande, vaccinato e puoi decidere le cose che secondo te vanno meglio per la tua vita e il tuo operato. Mi rendo conto che il suo ruolo è un ruolo particolare, per cui se ha detto questo avrà le sue buone ragioni. Io sono con Giulio. Penso che ti conosco da quando eri un ragazzino, ero una ragazzina anch'io, penso che ti ho conosciuto e visto crescere tantissimo in questo tempo. Mi auguro che tu in questo momento
questo anno il tempo che ti prenderai sarà per riposarti e per alimentarti ancora e per tornare ancora tra noi con Cambias come quest'anno, gli anni scorsi e meglio ancora, sicuramente sarà così. Buona crescita. Giulio, non morto, è dura da uscire, però secondo me deve continuare perché se a metà la strada su via da poi vai ancora con Cambias. Guarda, è meglio che non parli, perché ho saputo delle cose. Ma mi fido lì. Guarda, non parliamo, ma ne vogliamo parlare veramente. Ti avvicini, vieni qui vicino a me, che ti dico, vieni qui, vieni. Lo dico solo a te. Capito? Guarda, non parliamo, lui è talmente tirchio, vuole tutto per lui, è talmente tirchio che si rasa la testa, capelli ne ha, per non spendere dal barbino. Giulio, tu l'hai detto, ma sono sicuro che non riuscirai a restarne fuori. Più forte di te, dovrai per forza metterci mano, testa o lingua. E poi per l'anno prossimo conviene riposarci tutti, poi l'anno successivo poi ne riparleremo. Ciao Giulio, grazie per tutti questi anni insieme e continuiamo ad andare avanti. A presto. Scialbara lancia Calincantù! Ciao Giulietto, non so cosa simboleggi una rosa gialla, questo è per te, è la prima che mi è capitato di rubbare in strada. Ciao. Giulio, ma è vero? Domani è l'anno prossimo a casa? Ah, meraviglia, tutti alle Bahamas. Allora, ciao Giulio, e questo per me è 4. Non è 7 che è il numero perfetto, per me è soltanto 4, ma è tanto questo 4. Sono 4 anni della mia vita che ho dedicato a me stesso, a investire sulla mia vita e su tutti noi, su San Sperate, su Cum Cambias. Quando ero più piccolo ho sempre pensato come sarebbe stato avere un fratello più grande. E forse l'ho trovato un amico, un fratello e grazie di tutto quello che hai fatto per me. Grazie. Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Ciao Giulio. Vorrei salutare mio padre e dirgli che sperando che questo sia l'ultimo anno che lo fa lui, così possiamo andare in vacanza. Cambia fa Deus in su mesi de luglio. Cambia fa Deus in su mesi de luglio.